piuttosto contraria. Neanche un 5 non gli dà. Neanche. I bassanesi salgono in cattedra e quelli di Manica Larga si faticano a trovare sotto giudizio i 3 anni del sindaco Riccardo Poletto alla guida della città. Lui nel suo personalissimo bilancio si è dato un 7, ben più della sufficienza, un voto che pur lasciando ampi margini di miglioramento è comunque ampiamente in zona promozione. Nella sua città non tutti sono però pronti a controfirmare la pagella che si è autocompilato. Guarda, non mi esprimo. Neanche uno. Perché di no? Senza voto. Senza voto, perché a me non mi piace. Facciamo 6,5. Beh, non è distante dal voto che si è dato lui, si è dato 7. E allora, sì, no, per me è quello che fa per il momento, a parte che qua a Bassano abbiamo l'abitudine di criticare sempre un po' tutti, no? Non c'è una giunta che sia sta meglio dell'altra, perciò per me fa bene. Se non è vanitoso è un cattivo voto, se è vanitoso non è un buon voto. Ci sono delle cose da correggere. Molte. Esempio, il centro storico, il Ponte Vecchio in primis, e dopo un po' di ordine per i locali pubblici. Lui si è dato 7, può andare bene? Io le darei anche di più. Che voto dà al suo sindaco? Meglio che non lo dico perché è il mio ex compagno. Insomma, il rischio, stando alle valutazioni dei bassanesi, è quello di avere qualche materia a settembre. 2 giorni di telefonate al comune, nessuna risposta. Poi ci sono venuti fuori i vigili, hanno visto e niente, siamo ora là, pieno con buche, in via Valdagno, glielo dica, io sto dicendo io. Voto? 4. È rimandato a settembre? Forse anche l'anno prossimo.